Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, martedì 31 gennaio. Ieri si sono terminati i lavori di sistemazione del cantiere alla Porta di Santa Maria e già ieri in serata le auto potevano transitare solo sulla corsia ovest, in uscita da Chioggia. I mezzi, tutti, inclusi le due ruote, per arrivare in centro storico, da Borgo, devono deviare verso la Tombola e poi sbucare al lato del Duomo. Questo fino al termine dei lavori sulla pavimentazione, fino a marzo. Infatti, quando sulla corsia, ora chiusa al traffico, l'intervento sarà concluso, il cantiere sarà spostato e le auto in uscita da Chioggia si sposteranno sulla corsia ad est. Già da ieri sera, mentre gli operai stavano chiudendo la corsia al traffico, abbiamo potuto vedere molti veicoli a due ruote, biciclette elettriche e scooter percorrere la corsia aperta in contromano. Molti ragazzi, ciò può essere molto pericoloso per la loro sicurezza. Sappiamo che percorrere il tratto della deviazione può far perdere un paio di minuti di tempo, ma non vale la pena correre un simile rischio. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. E anche il capo reparto e capo distaccamento Mauro Bullo, dopo 39 anni di servizio, è ufficialmente in pensione dal 1 febbraio. Non si tratta del solito pensionamento, con tutto il rispetto degli altri colleghi vigili del fuoco, in quanto Bullo rappresenta 3 generazioni di chioggiotti dediti ad aiutare gli altri. Il primo era stato il nonno Fausto Martini, che vediamo in una foto storica con il campione di calcio Aldo Ballarin. Poi di servizio è passato al figlio di Fausto, Raul, e poi è arrivato Mauro e, per inciso, in servizio c'è tuttora anche il fratello Alberto. Di fatto Mauro Bullo è nato pompiere, in quanto quando il primo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vigo era stato trasferito all'attuale caserma di Riviera Caboto, per un periodo temporaneo la caserma era nell'attuale bar dove c'è adesso in piazzale Polito Penso, e sopra vi era l'abitazione dei genitori di Mauro. L'inizio ufficiale è nell'82 come ausiliario di leva, poi temporaneo e nell'86 vince il concorso. Quindi diventa permanente, inizia il servizio a Cavarzere e poi a Venezia, infine a Chioggia dove si congeda con il grado di capo reparto e distaccamento. Oltre ad un attestato di benemerenza per la partecipazione ad eventi di protezione civile, in pratica terremoti e alluvioni in tutta Italia, la vera soddisfazione per Mauro e per tutti i pompieri è la gratitudine delle persone e il sentirsi utili alla comunità. Dei tanti interventi più pericolosi durante gli anni di servizio, sicuramente quello dell'incendio del mini camping, il campeggio in zona Diga, nel giugno del 2015, dove la situazione fu veramente critica e le squadre che allora intervennero riuscirono a contenere l'incendio salvando il campeggio confinante mentre le bombole di GPL dei camper scoppiavano come bombe e le schegge piovevano ovunque. La paura più grande, ogni volta che uscivamo per un incidente mortale, avevo il terrore che fosse coinvolto qualche congiunto. Allora siamo alla Cama, Pescheria della Cama, qua ai saloni e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari il pomeriggio o passa pubblicitario. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi evitate qualsiasi tipo di stress.
Ieri mattina il Comitato Rivavena ha avuto un importante appuntamento con il sindaco Armelao per presentare il proprio programma di eventi per l'anno in corso e un elenco di desiderata che ambierebbe veder realizzarsi nell'ambito della riqualifica della riva sotto molti aspetti: pulizia, sicurezza, rispetto delle tradizioni. Molti punti riguardanti la riqualifica della riva sono fattibili, già programmati, già previsti nel loro iter, restano solo da mettere in pratica, altri avranno necessità di tempi più lunghi. Il comitato non si scoraggia, quello che non verrà realizzato quest'anno verrà ricordato il prossimo all'amministrazione, molto disponibile all'ascolto. Rivavena è un esempio di una zona volta al degrado, ripresa da imprenditori lungimiranti che qua hanno deciso di investire in lavoro, sudore e risorse, dando nuova vita a una zona che in tempi d'oro era il cuore pulsante della città. Gli imprenditori stanno investendo principalmente sul lato nord rispetto a Calle San Giacomo, la ripresa del lato sud è più lenta, ma anche qua sono in programmazione nuove aperture di locali. Lo sviluppo della riva va di pari passo alla circolazione pedonale in Corso del Popolo. Come ci è stato riferito, le giornate in cui tutto il corso da Vigo a Santa Maria è chiuso lavora tutta Rivavena, i giorni in cui il corso è chiuso fino a San Giacomo è solo la parte nord a lavorare. Questo dovrebbe o potrebbe influire sulle decisioni che riguardano la ZTL. L'intervista completa in cui il Comitato Rivavena annuncia il suo programma lo trovate sul canale YouTube di Chioggia Azzurra, link nella descrizione. Ora il prossimo appuntamento il 19 febbraio, domenica di Carnevale, che vedrà i membri del comitato girare per la città in abiti settecenteschi. Sei curioso, eclettico e hai tanti interessi? Questo è l'indirizzo che fa per te. Al liceo scientifico riceverai una solida e completa preparazione scientifica e umanistica, con esperienze nei laboratori di fisica e chimica e progetti che ti permetteranno di metterti alla prova in tutti i campi. Il cielo come laboratorio, in collaborazione con l'Osservatorio di Asiago, i giochi di Archimede, i giochi d'autunno, le Olimpiadi della matematica, della fisica e dell'italiano, le certificazioni linguistiche Trinity. Potrai inoltre partecipare a percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento come arte e science across Italy, un progetto organizzato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra, che promuove la cultura scientifica tra le studentesse e gli studenti, coniugando i linguaggi dell'arte e della scienza, due strumenti di conoscenza tra le massime espressioni della creatività umana. La formazione che riceverai ti permetterà di compiere qualsiasi scelta per il tuo futuro universitario e lavorativo. Ti aspettiamo. La Regione del Veneto ha siglato un accordo con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Si tratta di stanziamenti nell'ambito del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per ridurre il rischio idrogeologico nel territorio veneto, che comportano uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro. Come ricorda l'assessore Bottaccin, 20 milioni sono stati assegnati alla provincia di Venezia, mentre ora sono stati stanziati quasi 14 milioni per la provincia di Rovigo, che saranno investiti in interventi finalizzati alla sicurezza del luogo, con opere di rinforzo e sistemazione del suolo. La priorità del Veneto e del presidente Zaia, ribadito l'assessore Bottaccin, è quella di scommettere sull'ambiente, soprattutto per quanto riguarda i rischi idrogeologici e per la protezione delle aree verdi e della biodiversità. Proteggere il territorio significa anche garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini. Gli interventi saranno coordinati dalla Regione e dalla stessa saranno seguiti. Previsti quindi lavori di sistemazione degli argini del Po e di canali in vari comuni in provincia di Rovigo. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento. Allora Marco, gennaio è già quasi partito, oggi è il penultimo giorno, mancano 11 mesi al rinnovo delle concessioni demaniali, di cui appunto c'è l'ultimo termine, poi devono andare tutti quanti al bando, a gara,
E questa mattina sui giornali c'è un intervento del presidente Luca Zaia che sì, insomma, siamo tutti preoccupati perché c'è tantissima incertezza. Sì, giusto le regole, ma bisogna anche tutelare ovviamente gli imprenditori, cioè bisogna andare su quella direzione, cioè ricordare che comunque le imprese sono fatte da persone, e queste persone hanno lavorato, hanno investito su un territorio, su una realtà che comunque è dello Stato, hanno pagato interessi, hanno pagato tutto quello che era da pagare, hanno investito, hanno creato posti di lavoro, manovalanza, tutto il resto, economia, ricordiamoci economia, però sta di fatto che... Se mi permetti, ti interrompo, e in questi periodi mareggiate, burraschi, senza sapere come va a finire, sono là a difendere. Ecco, a maggior ragione, questo va a sottolineare il monito del Presidente della Regione Luca Zaia, va in quella direzione, cioè Bolkestein ci sarà, la legge Bolkestein a livello europeo, le direttive europee ci sarà, scadenza 31/12/2023. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. A Cavarzere il consigliere Pasquali ha presentato un'interrogazione a risposta scritta sulla via comunale 2 giugno di Boscochiaro in pessime condizioni da un punto di vista strutturale. In alcuni tratti la strada sta infatti sprofondando, vi si stanno formando voragini che possono provocare danni alle auto e che costituiscono un pericolo per le bici che vi transitano. Il degrado della via è stato più volte segnalato e le buche sono state riempite di un ghiaino che finisce col distribuirsi sul manto stradale, diventando esso stesso pericoloso per bici e moto. La via in questione è la più popolosa di Boscochiaro, pertanto il consigliere chiede a sindaco assessore competente il motivo per cui non è ancora stato presentato un progetto di intervento per la suddetta via, chiedendo inoltre se non si ritiene di dover agire in urgenza asfaltando i tratti nelle condizioni peggiori, almeno per tamponare in attesa di un intervento definitivo, e se i fondi per questo intervento saranno inseriti nel bilancio di previsione 2023. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Siamo con Giovanni Scarpa allo studio G1, artista locale che si sta sbizzarrendo nella creazione di acquerelli di conchiglie. Infatti la sua mostra si chiama Progetto K proprio come cappe, le conchiglie. Esatto. E adesso si sta dando da fare per creare la conchiglia che è andata via per la maggiore, l'acquerello che è andato via per la maggiore in questa mostra, inaspettatamente. Super inaspettatamente, sì. Nessuno credeva, neanche io in realtà, che la cozza potesse nascondere dentro, oltre a qualcosa di immensamente buono da mangiare, anche qualcosa di bello da vedere. Infatti la scorza interna della cozza è stata per me e per tanti una sorpresa estetica, e provare a dipingerla per me è attualmente la cosa più rilassante e anche più avventurosa, perché non si sa mai come va a finire qua quelle cozze, e devo dire che ha stupito tanti, e sono contento che addirittura qualcuno abbia deciso di portarsi a casa delle cozze non da mangiare ma da appendere al muro. Sì, perché noi alla fine ci limitiamo con le cose che sono quotidiane a darle per scontate e non ci facciamo caso al miscuglio di colori, alle forme, eccetera. Vedendole invece ripartite sul foglio, sulla tela, assumono un aspetto diverso, ci danno qualcosa di inaspettato. Esatto, e quindi sono molto contento di questo progetto che ormai sta finendo, domani è l'ultimo giorno e io sono qua, ho passato delle ore piacevolissime a dipingere e non lo facevo così assiduamente da tanto, perché ogni conchiglia
sostanzialmente è un momento di tranquillità familiare che è molto rara quando si hanno 3 bambini piccoli. 3. E per cui anche il fatto di stare qui in questo posto molto silenzioso, molto tranquillo e sereno è stato anche molto bello per me. Una nuova esperienza. Una nuova esperienza, infatti la Galleria G1 è una risorsa grande per questa città. Per cui da ringraziare Giorgio. Da ringraziare Giorgio e tutta l'associazione Amici di Chioggia Città d'Arte per questa possibilità che offrono a tutti gli artisti in fondo, no? Di potersi mostrare e di poter dire che ci sono e che hanno qualcosa da dire. Perfetto, adesso questa era la tua prima mostra. Questa è la mia prima mostra e si vedrà tra un po' di anni però. Sento erano le conchiglie che avevi terminato prima Esatto. di iniziarla, hai detto alla 100ª, bene, adesso è il momento di mostrarle al mondo. Esatto, nel mentre siamo arrivati quasi a 130 in questo periodo appunto di intenso lavoro e relax e devo dire che sono stato contento perché ne sono andate via parecchie. E appunto sapere che in casa delle persone c'è una mia conchiglia mi dà tanta soddisfazione e sarà divertente, insomma. Benissimo, allora continua col tuo progetto e continua con la tua cozza. Grazie. Che sicuramente verrà fuori una cosa inaspettata anche quella, ci rivelerà dei segreti che abbiamo davanti agli occhi ma che delle volte non riusciamo a percepire. Assolutamente. E buon lavoro. Grazie. Grazie mille. Alla cartoleria Pegaso trovi il 30% di sconto su tutte le fustelle Sizzix originali e compatibili, alte per feltro e panolenci, basse per carta, cartoncini e gomma Eva. Prima passi in negozio, più scelta hai. Ti aspettiamo alla Pegaso. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 31 gennaio, è la farmacia San Marco in via Marco Polo Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!